Una puntata di Effetto Serra, talk show su social. Oggi parliamo di sport. E che sport? Perché parliamo di eccellenze italiane. Siamo in compagnia di due ospiti graditissimi e sono per l'occasione a destra dalla mia parte, insomma, Renato Di Napoli, presidente FITTET, Federazione Italiana Tennis Tavolo, e Simone Carrucciu, presidente sardo, presidente regionale della FITTET. Innanzitutto grazie di essere presenti. Grazie, buonasera a tutti. Grazie Fabrizio e grazie insomma a tutti gli amici che ci ascoltano. Allora, perché abbiamo invitato i due presidenti, quello nazionale e quello regionale della Federazione Tennis Tavolo? Perché Cagliari da sabato scorso fino a sabato 25 marzo al Palapilastu a Cagliari si disputa, quindi ospita i campionati italiani assoluti di seconda e di terza categoria e sarà la prima volta in Sardegna, quindi un evento importante, un evento storico, ma inizio subito chiedendo ovviamente anche per ospitalità al presidente Renato Di Napoli cosa rappresenta per la Federazione Tennis Tavolo l'approdo in Sardegna di un evento così importante. Allora, questo è un progetto che parte da un po' di tempo. Come dicevo anche ad altre persone, è un sogno che si realizza, perché da un po' di anni che puntavo a portare in questa bellissima realtà un evento eccezionale come i campionati italiani assoluti di seconda e terza categoria. Grazie all'apporto un po' di tutte, delle istituzioni, regione, comune, comitato regionale FITTET nella persona di Simone, e siamo riusciti finalmente a portare a casa questa bellissima manifestazione. Ieri c'è stato anche un bellissimo risultato da parte di un ragazzino tredicenne, Francesco Trevisan, un ragazzo friulano e in prospettiva sicuramente uno dei protagonisti eccellenti della nazionale italiana, adesso giovanile, in futuro quella assoluta. Volevo chiedere invece a Simone, che ovviamente Cagliari respira tennis tavolo da sempre, l'intera Sardegna poi di fatto è una storica regione pongistica. Tu ovviamente in questa veste da presidente della regione della FITTET, ma sei anche presidente del tennis tavolo Norbello. Ecco, è un orgoglio aver portato nel capoluogo per la prima volta in assoluto i migliori pongisti di tutta Italia. Che soddisfazione è e che eventualmente che onere, perché comunque proprio perché Cagliari storicamente è una terra di pongisti, insomma ci si aspetta anche molto, no? Assolutamente sì, e proprio partendo da questo devo dire che in questi giorni l'affluenza degli appassionati e anche di parecchi tesserati della FITTET sono venuti a trovarci all'interno di questa bellissima location che siamo riusciti ad allestire, grazie insomma a tutte le sinergie che ha detto anche il Presidente, quindi Comune e Regione, in particolar modo il Comune di Cagliari per averci ospitato, ma è proprio lì il bello. La Sardegna è una terra che insomma il tennis tavolo è ben radicato da tanti anni, ha una storia importante non solo nel panorama regionale ma anche nel panorama nazionale e con un po' di presunzione dico anche internazionale. Questo appuntamento è un po' il fiore all'occhiello della federazione, dove la Sardegna e quindi anche le istituzioni l'hanno percepito, e grazie alla sinergia con la Federazione Nazionale siamo riusciti a mettere in piedi un evento che è anche quel valore aggiunto per il nostro movimento regionale. Quindi Fabrizio prima si parlava dei campioni, io dico anche che è una vetrina per i nostri giovani, è una vetrina per tutti coloro che si vogliono avvicinare a questo mondo. Infatti ospiteremo nei prossimi giorni le scuole e proprio come formazione e informazione. Quindi questo è il messaggio che vogliamo dare, non solo sport di altissimo livello, ma anche spettacolo, perché il tennis tavolo è uno sport che è divertente sia per chi lo pratica, ma devo dire che anche chi è arrivato qua colpisce anche chi non gioca, quindi diventa quasi uno spettacolo. Tornando come siamo partiti, la Sardegna ha una storia molto radicata e tanti campioni sono arrivati in Sardegna per 1000 manifestazioni, dalle manifestazioni da Cagliari stessa con la Marcozzi, che ha fatto comunque
la storia del tennis tavolo. Io dico Norbello negli ultimi 15 anni, 18 anni, ma abbiamo Sassari, abbiamo Nulvi in forte crescita, Muravera, quindi la Sardegna è ben rappresentata. Ma questo lo dico perché avere un appuntamento, quindi l'apice del calendario federale, in questo caso i campionati assoluti, non era mai successo, la prima volta in assoluto, e questo non solo ci inorgoglisce, ma penso che sia anche la strada giusta per un futuro sempre più roseo, no? Quindi offrire sempre più queste opportunità. Collegandomi a quello che ha detto il Presidente, questo è l'inizio forse di un nuovo percorso, no? Quindi la Sardegna sempre più protagonista non solo nei campionati che disputiamo, ma anche sugli eventi, quindi su quello che può essere una promozione diversa dalla classica partita di campionato. Ecco. Avete detto un grande evento che fa anche da vetrina la promozione, quindi non solo l'aspetto sportivo di per sé, ma proprio anche come posso dire, per dare un lustro o incentivare anche le giovani leve a avvicinarsi a uno sport bello qual è il tennis tavolo. Ecco, chiedo a entrambi, prima al presidente di Napoli, poi al presidente Carruccio, come sta il movimento del tennis tavolo e a livello nazionale e a livello regionale, e aggiungo anche la postilla se esistono differenze fra il settore maschile e il settore femminile in termini di appeal magari. Allora rispondo prima io, però mi permetta anche di fare un piccolissimo passo indietro. Lo dicevo che c'era un progetto riposto nel cassetto. C'è stato anche da parte della federazione un investimento nella città di Sassa e di Cagliari per la costruzione del palazzetto multifunzionale. Insieme FITET e la federazione pallavolo abbiamo contribuito, chiaramente poi insieme alla regione, per far sì che venga costruito a Cagliari un palazzetto molto molto bello, molto importante, che ci permetterà in futuro di avere sempre più manifestazioni non solo nazionali, ma di respiro internazionale. Il prossimo anno organizzeremo come federazione un evento internazionale nella città di Cagliari. Venendo invece alla domanda che ci ha posto, il nostro è un movimento in crescita. Stiamo investendo tantissimo nella promozione del nostro sport, abbiamo una sinergia molto importante con la Federazione Italiana Tennis, e investiamo molto nelle scuole, nell'attività paralimpica. L'amico Simone, come sapete, è anche commissario del CIP regionale, e abbiamo altri progetti che ci permetteranno di crescere anche numericamente. A livello tecnico, a livello giovanile siamo molto forti, siamo in questo momento a livello assoluto più competitivi con le ragazze piuttosto che con i ragazzi. Però cerchiamo sempre di fare di più e meglio, con l'aiuto chiaramente anche della società e soprattutto, tra virgolette, queste realtà sarde che ci permettono di avere delle possibilità anche di ingaggio da parte di atleti stranieri fortissimi. E devo, poi chiudo, fare i complimenti alla Quattro Mori Cagliari, che è in finale della, chiamiamola Europa League, giusto per capirci. Ci sarà il 2 aprile la finale, dove sicuramente, insomma, darà ancora maggior lustro alla regione e alla società, in questo caso del Quattro Mori. Simone, abbiamo una cosa che voglio precisare: è un movimento vivo, tutto è migliorabile, tutto si può fare. Però il Presidente ha detto una cosa giusta, un movimento in crescita. Anche la Sardegna è un movimento in crescita, grazie anche a una serie di progetti degli ultimi tempi, anche legati al mondo paralimpico. Qui faccio un piccolo inciso: il tennis tavolo è uno sport olimpico e paralimpico. Quando dico olimpico e paralimpico vuol dire che a tutti gli effetti è uno sport riconosciuto anche sul paralimpismo. Partecipiamo da anni alle Paralimpiadi, siamo tra le prime federazioni che ha aderito al movimento paralimpico, e la Sardegna dice anche 6-8 squadre circa nei campionati del tennis tavolo paralimpico, quindi anche questo è un numero importante in crescita, un movimento nuovo che è nato circa 10 anni fa.
e oggi iniziamo a avere dei numeri. Io dico, quando il comitato regionale riesce a organizzare dei tornei paralimpici vuol dire che ci sono anche gli atleti, quindi siamo partiti da zero e oggi abbiamo un movimento in crescita. Parlando dell'Olimpico, abbiamo qualche ragazza più sul femminile in questo momento, forse sulle più giovani, che ruotano intorno alla nazionale italiana giovanile, chiaramente. Qualcuno addirittura ha deciso di spostarsi dalla Sardegna e vivere al centro federale per fare un'attività un po' più, diciamo, più articolata forse, ma non perché in Sardegna non sono strutturate. Sapete bene, insomma, il centro federale ha sicuramente qualcosa in più. Voglio difendere le squadre sarde e nonostante le 1000 difficoltà che abbiamo sui trasporti, sulle logistiche e parlando di quello che stiamo affrontando in questi giorni, insomma, abbiamo visto 1000 difficoltà, cioè, abbiamo iniziato sabato, venerdì c'era sciopero degli aerei, quindi tutte queste difficoltà le viviamo non solo per gli eventi, immaginate, insomma, Fabrizio lo sai bene, noi le viviamo quotidianamente, quindi eliminiamo tutte queste problematiche che sono problematiche comuni di tutti i cittadini sardi. Fare sport è ancora più difficile, quindi devo fare i complimenti alle squadre sarde, alle società sarde che con tutte le difficoltà devo ringraziarli perché la presenza degli atleti sardi all'interno del movimento nazionale, il presidente confermerà, è sempre presente in modo massiccio. Quindi cerchiamo di sopperire a quello che è un po' l'handicap dei trasporti con le strutture all'interno delle nostre società. Non è facile spostare anche i tecnici, tutti, insomma, portarli in Sardegna. Il Presidente ha parlato di tanti atleti stranieri, che comunque in qualche modo è un valore aggiunto, io non la vedo mai come una cosa negativa, è un valore aggiunto, ma è difficile portare gli atleti in Sardegna, quindi ancora di più mi complimento con le società sarde perché mi rendo conto delle difficoltà. Non siamo a Milano, non siamo a Roma, dove tutto è molto più snello, più facile, cioè anche trovare gli atleti, vieni a vivere a Milano, suona in maniera diversa, vieni a vivere a Muravet, vieni a vivere a Norbello, tutto è molto più complicato e questo voglio dire, è compensato da queste difficoltà, da quello che vediamo. Oggi abbiamo una Sardegna rappresentata con 3 squadre femminili nei campionati del massimo campionato nazionale italiano, assolutamente, 2 squadre maschili che entrambe nei playoff. In questo momento tutte e 2 le squadre sarde disputeranno i playoff. Abbiamo 4-5 società che militano in Serie A2 femminile e 2 in Serie A2 maschile. Abbiamo una promozione dalla B1 che insomma una nuova squadra in A2 l'anno prossimo, perché gli altri 2 si sono salvati entrambi e quindi 3 squadre l'anno prossimo in A2, campionati di B1, insomma siamo presenti in maniera ben articolata su tutta la struttura piramidale della federazione. Questo e anche grazie al nostro sistema regionale, la regione è sempre molto vicina al movimento sportivo, questo bisogna riconoscerlo e ringraziarli, perché altrimenti lo stacco del mare sarebbe stato ancora più distante, quindi questo insomma è un grande vantaggio che abbiamo noi e di subentra anche la capacità un po' dei dirigenti. E la Sardegna, qui lo dico da dirigente sportivo, vanta tanti bravi dirigenti che ci permette di portare e di essere rappresentati in giro in Italia e in Europa. E che non è, mi permetto di aggiungere, è che non è assolutamente un dettaglio. Avete parlato, il presidente di Napoli prima di tutto, per quanto riguarda il progetto quest'anno, in questo momento, fino a sabato prossimo, ricordiamo i campionati assoluti italiani alla Pala Pilasto a Cagliari, però già si pensa al prossimo anno a un evento internazionale. Ecco, uno dei problemi atavici a livello nazionale, ma anche a livello regionale, è sempre stato quello delle strutture, no? Dei palasport, la mancanza di possibilità poi soprattutto di avere la casa vera e propria del tennis tavolo in questo caso. Ecco, l'idea che le istituzioni siano così vicine in questo percorso è sicuramente un aspetto positivo, però non mi sembra strano che sia solamente negli ultimi anni, nel senso che forse questo ragionamento bisognava farlo a lungo periodo, di lunga gittata, e sicuramente, ripeto, una cosa positiva, però magari tirando le orecchie alle istituzioni si poteva anche ragionare un po' prima, o no, Presidente?
Ma io per quanto mi riguarda non posso rispondere perché non essendo sardo, quindi No, però a livello nazionale, se il problema esiste anche delle no, strutture a ma livello nazionale. no, questo è chiaramente un problema che abbiamo avuto in questi anni proprio per la carenza delle strutture, per poter organizzare sempre più eventi di respiro internazionale. Però pare che adesso si stia andando verso una direzione che sia propositiva per far sì che, diciamo, questi investimenti del PRR dello Stato, che favorirà sicuramente la creazione di tantissimi impianti. Uno di questi appunto nascerà a Cagliari città, e, come dire, meglio tardi che mai. Assolutamente. Simone. Io questo ringrazio veramente il Presidente e tutto il Consiglio federale per aver dato la possibilità a Cagliari, ma non mi fermo a Cagliari, dico al territorio regionale, alla Sardegna, la possibilità di avere un nuovo impianto. Insomma, non solo il PNNR che è la FITTET, perché non è l'automatico che la Federazione Italiana Tennis Tavolo scegliesse Cagliari, ok? È dettato da una serie di fattori, anche di opportunità sicuramente, ma anche grazie alla storicità di quello che ha la Sardegna sul tennis tavolo. Sarà un impianto in sinergia, grande sinergia con gli amministratori del Comune di Cagliari, con la Regione Sardegna, ma non si fermerà allo sport. Questo è una cosa che a me piace tanto. Sarà un impianto dove possiamo fare tanto. Lo sport non è solo l'agonismo. Io parlando col presidente, ma anche con il sindaco, cioè bellissimo avere uno spazio per organizzare formazione, congressi, cioè parlare anche di sport, portare quella cultura sportiva, perché noi parliamo sempre della partita. Probabilmente noi abbiamo bisogno di partire dal retro, quindi dobbiamo creare anche i nuovi dirigenti, i futuri dirigenti, e avere la possibilità di avere un impianto che in Sardegna non esiste, perché oggi, Fabrizio, conosci bene la realtà sarda, non abbiamo un impianto adeguato che possa ospitare un certo tipo di eventi. Lo vedo da qua. Noi per poter fare i campionati italiani assoluti, sicuramente con dei numeri importanti, abbiamo utilizzato 3 impianti. Questo è fattibile se tutto è vicino l'uno con l'altro, in questo caso sono adiacenti, in una location spettacolare, hanno fatto dei lavori bellissimi, quindi uno spazio anche all'aperto, accogliente, pulito, ordinato, veramente molto bello, ma abbiamo utilizzato 3 impianti. Questo comporta anche una serie di costi dal punto di vista organizzativo, cioè si modifica tutto. Quindi il fatto di avere una struttura adeguata probabilmente agevola le organizzazioni e aumenta anche la qualità di quello che può offrire il palazzetto. Quindi chiudo con questo discorso ringraziando ancora il Comune, la Federazione per aver scelto la Terra Sarda, e spero che la Terra Sarda possa ricambiare in maniera estremamente, come dire, propositiva, che non è automatico neanche questo, propositiva nel futuro, e possa essere utilizzato sempre di più per fare grandi eventi. Siamo in chiusura, io ricordo il calendario: da domani, quindi a mercoledì 22 marzo, i singolari, il maschile dalle 10, il femminile dalle 13, poi giovedì i doppi assoluti, anche qui il misto dalle 10 e il femminile e il maschile dalle 14, con le semifinali a partire dalle 17 e le finali dalle 18. Venerdì 24 i singolari dalle 10 via ai gironi del maschile, alle 14 quelli del femminile, fino agli ottavi di finale, inizio tabelloni alle 17. Poi sabato 25 gran finale con i quarti, femminile alle 10, maschile alle 11, e a seguire le semifinali e le finali. Quindi ricordo, Palapiratu, Palaconi A e Palaconi B sono le 3 strutture che ospitano i campionati italiani assoluti di tennis. Chi volesse venire, ovviamente l'invito, se volete farlo voi. Esatto, no, io aggiungo solo questo: l'ingresso è libero, quindi chiunque può venire e partecipare gratuitamente, quindi vi aspettiamo numerosi. Qualsiasi informazione abbiate bisogno sul sito ufficiale della Federazione Italiana, che è fittet.org, e l'ufficiale regionale fittetsardegna.org. Qualsiasi informazione la trovate all'interno dei siti, e vi aspettiamo perché lo spettacolo è garantito. Grazie Fabrizio, grazie dell'ospitalità, grazie e in bocca al lupo. Vi aspettiamo anche te ovviamente.
Grazie a voi ovviamente. tutti e buona serata, arrivederci. Grazie, ovviamente, grazie al Presidente Renato Di Napoli, grazie al Presidente Simone Carrucciu. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra, il talk show social. Buona serata. Arrivederci.